Ciao Drucciai, oggi facciamo la torta caffè e cioccolato morbidissima di Rossella. Iniziamo a sciogliere il cioccolato con il caffè. In questa fase ho litigato con il cioccolato, scusatemi. Montiamo a neve gli albumi e se passano questa prova sono pronti. Ora lavoriamo i tuorli aggiungendo lo zucchero piano piano, fino ad ottenere un composto chiaro così. Nello stesso aggiungiamo poco per volta il burro fuso, la farina e il cioccolato. Ripetiamo quest'ordine fino ad esaurimento, non vostro ma degli ingredienti. A questo punto uniamo piano piano gli albumi, lavorando delicatamente dall'alto verso il basso. Otterremo un composto così, che andremo a disporre in una teglia e poi via in forno per circa 50 minuti a 170 gradi. Una volta raffreddata la giriamo e spolveriamo un po' di zucchero a velo. Io ho deciso di creare delle monoporzioni tagliando a quadratini la torta. Ed ecco il risultato, super morbida e veramente buona. Fatemi sapere se la proverete. Ciao!